Amici sportivi, le immagini di Chicco Piu ci portano oggi allo stadio Franco Frogheri di Nuoro, dove per la 12ª giornata del campionato di eccellenza regionale si affronteranno Nuorese e Iglesias. In profondità cercare Cosu può entrare in area di rigore, Cosu servito adesso da Cocco, va Cosu, il tiro, palla che rimane lì, poi manca, viene anticipato Pizzalis per Capellino che si è aperto a sinistra. Capellino la mette al centro per Bringas che ha lo spazio per andare al tiro, nessun problema per Trini, libera la difesa dell'Iglesias, poi Cocco in qualche modo anticipa Capellino, ma l'Iglesias può partire in contropiede con Alvarenga che lancia nello spazio Ilario la mette dentro per la corrente Giorgetti che si è fatto tutto il campo per ricevere questo pallone, non c'è arrivato per un soffio. Rivellaro in avanti a cercare Capellino, la mette giù Capellino che va via Laconi, Capellino, Trini ci deve mettere la mano per coprire l'angolo basso. Alvarenga contro Laconi, prova a entrare Alvarenga, c'è il recupero di Laconi che poi deve giocare corto su Cadau. Da Cadau a Steri, Braga, malinteso qui, Braga perde palla, Capellino, servito Rizzi con il sinistro mette fuori, quindi Steri, Cadau, Cosu, Fabio Cocco e Manca, intanto proprio Manca, apre a destra su Fabio Cocco, l'Iglesias ve lo diremo in un secondo momento, Cocco mette il cross al centro per Manca e la Nuorese dopo poco più di un minuto è più pericolosa. Lancio lungo a cercare Manca, l'appoggio per Cocco, in avanti cercare l'inserimento di Cosu, Giorgetti va a chiudere, poi Pizzalis evita l'uscita del pallone, lo recupera Cocco, rimette in movimento per Manca, da Manca ancora a Cocco, Cocco la sterzata su Giorgetti, riesce a tenere il possesso il capitano della Nuorese che cerca adesso lo spazio per mettere il cross, dall'altra parte c'è Cadau e la Nuorese passa in vantaggio all'11° minuto di gioco, l'azione insistita di Fabio Cocco e Cadau sbuca alle spalle degli avversari all'altezza del secondo palo, forse un rimpallo a favorire il numero 7 della Nuorese che realizza il suo quarto gol in campionato. Bringas, qualcosa è successo nell'area di rigore, nell'azione confusa da parte dell'Iglesias che comunque ha un'altra opportunità con Alvarenga che la mette al centro, l'anticipo di Emerson su Capellino, palla in angolo, provvidenziale l'intervento di Emerson. Intanto Mecchetti e Giorgetti, i due centrali, sono passati stabilmente in avanti a dare manforte. Qui Giorgetti la gioca su Capellino, Capellino mette il cross da sinistra, Alvarenga di testa, c'è una deviazione, palla che arriva più o meno comoda dalle parti di Trini, il pressing, la palla in avanti, qui Mecchetti non si intende con Sagitov, Laconi spazza via, anzi si trattava di Braga e arriva qui il triplice fischio che fa esultare il Franco Frogheri, torna alla vittoria la Nuorese, 3 punti preziosissimi per la squadra di mister Cirinà che batte l'Iglesias per 1-0 grazie al gol realizzato da Alessandro Cadau al 12° minuto del secondo tempo. Non è stata certamente una bella partita, non ci sono stati né ritmi particolarmente alti né tante occasioni da una parte e dall'altra.